Buonasera a tutti, che è il 3 di gennaio del 2020, dunque per un quevone siamo andati del decenni nuovo, in dia 20, un quai altro il disco che già che no, l'an zero e verdì che se mancamo in dia andes. È un po' un mistero, pensi che in fin di conto sia più comodo e più logico di che se andiamo in dia 20, però disegno che non è una questione importante, dunque se può lasciare anche la libertà ai gente, pensala come che vuole. Come vedi ha gusciato un bel cappello nuovo che mi hanno regalato per Natale e su chi che vedo qui un po' per penesi l'anno che è venuto 3 di Indre e un po' perché vi fa vedere l'ultima roba che ho comprato adesso sta in della libreria Eupli del Cinter, si andava a fare un giretto e ho trovato un libro che ho detto che per di no la salindre a vuole comprare per forza, anche perché era domani una copia lì in sui bancarei della libreria Eupli che è questa l'Odissea in milanese, voltata in milanese del suo Walter Moneta che dice bravo perché è una traduzione integrale del poema greco, quel di Omer, e scusi intanto mi era venuta una scritta che diceva che la batteria doveva descargarsi. No, dici, è una traduzione integrale del poema greco dell'Omer, dunque è una roba della sastra quinta, un lavorare minga di rete. E tutti i 24 ricanti del poema senza fare la parodia o l'adattamento, pensi poi magari il Vardi e ben fuori che la roba che sì, ma pensi di no, le sta presentando in un'altra maniera che il Liberchi. Dunque un'altra prova sai che ne è bisogno che con la lingua locale che la sia lombardo in sto caso, ma anche il piemontese, il genuese, il siciliano. Dunque, una prova che anche con la lingua locale si può fare un qualcosa di professionale, di minga di una per minga di una per come sa pensare ai bei tempi indre, ma anche una traduzione impegnativa, impegnata di un qualcosa di grande, di un capolavoro della letteratura occidentale. Nessuno come la traduzione se l'è di qualità o le minga di qualità, però diciamo il fatto che si stiamo vedendo che nel corso di anni la lavora per fare la roba qui è un bel segno e mica fui complimentato tu, speri prima o poi di incontrare e di fare i complimenti alle persone. Intanto aggiunti che è Liberchi, la traduzione dell'Odissea in milanese fada del Walter Moneta alla mia libreria personale di Liber in Lombardo e mi vedi anche a questo punto che in giro in delle librerie e in di bancarei di Libervec si trova spesso di tesoro compagni di questi l'Odissea in milanese, dunque si cavi il tempo e la voglia, si cavi il buon tempo dei consigli di fare la luce di guardarsi dentro in qualcosa anche in de che vivi alter e dunque mi pare una bella maniera di cominciare sto anno nuovo, spero anche per il resto del va bene, in che succede un qualcosa di un po' brutto, un bombardamento, anche un generale iraniano e dunque spero anche che sia una guerra nuova tra l'America e l'Iran, ma in generale anche per gli altri e per la vostra famiglia, spero che schia sarà un anno bello e pieno di roba positiva. E insieme saluti e si vedono alla prossima puntata di Parlare Lombardo in Ciao!